Presidente, 14 siti di stoccaggio previsti per la Sardegna, un piano che la nostra isola non può accettare. I sardi hanno già detto no con convinzione, con un referendum fatto nel 2011 che ha avuto percentuali di affluenza altissime ed una pressoché unanime dichiarazione di rifiuto di questa ipotesi. Lo abbiamo detto con una legge regionale e crediamo che quest'isola abbia già pagato abbastanza tributi alla solidarietà nazionale, sia in termini di servitù militari, sia in termini di contributo di sangue durante la Prima Grande Guerra, di siti industriali, di inquinamento che lo Stato non ha ancora bonificato. Ecco, dalle parole che lei ha espresso stamattina si intravede anche una volontà di una pacifica, democratica mobilitazione civile contro questa proposta. La Regione coordinerà una mobilitazione democratica di tutte le forze sociali, della politica, degli enti locali, delle istituzioni culturali e scientifiche per dire no ad un'ipotesi scellerata che arrecherebbe un danno gravissimo all'economia dell'isola, distruggendone la vocazione turistica, mettendo a serio rischio il proprio equilibrio paesaggistico-ambientale e rappresentando in ultima analisi una scelta totalmente scellerata, perché si dovrebbero trasportare via mare con tutti i rischi conseguenti questi rifiuti radioattivi e per la sua centralità quest'isola diventerebbe presto una pattumiera nucleare che nessuno di noi vuole.